Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, cooperative di consumo e utenza, ne parliamo con Gianni Saccavini e Ennio Pittino. La latteria sociale tornaria di Campolessi. Quando si parla di cooperative si usa il termine mutualità. Cosa vuol dire? Ragazzi attivi con il progetto Ritorno al futuro che vorrei. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La latteria di Campolessi, sita in Gemona, è nata nel 1908, ovvero 114 anni fa. Nata ovviamente dall'unione di tanti piccoli produttori di soci che si sono uniti per poter lavorare il latte ed è stata una fra le tantissime turnarie del Friuli. Turnarie che dai 600 unità che contava negli anni 60 è rimasta adesso a solamente 6-7 unità in tutta la provincia di Udine. Cos'è una turnaria? La latteria turnaria è una forma semplicissima di associazione fra produttori. Non è una latteria tradizionale, ovvero non acquista il latte, non vende il latte, ma fa un servizio di trasformazione ai soci. Infatti la nascita delle turnarie serviva proprio a trasformare il latte dei soci che producevano in formaggio e veniva restituito poi ai soci. Come funziona? Ogni socio conferisce il latte giornalmente alla latteria, quelli più vicini anche la sera. Viene annotato il suo versamento, chiamiamolo, di latte su un libretto e su un registro. Funziona come un conto corrente. Ogni giorno la latteria ritira il latte di tutti i soci e ogni giorno, a turno, ogni socio fa il formaggio. Cosa vuol dire? Che se un socio conferisce alla latteria un quintale di latte al giorno, avrà un credito mensile di 30 quintali e se la latteria lavorerà 15 quintali al giorno, quando viene fatto il suo turno, verrà prelevato 15 quintali dal suo libretto e quindi quel giorno in cui sarà di turno tutti i prodotti che la latteria produce saranno suoi e lui potrà ritirarli e quindi a fine mese lui si troverà sul suo libretto tutto il latte che ha conferito meno il latte che è stato lavorato. Come si mantiene la tornaria? In una maniera semplicissima, ovvero dividendo i costi che si sostiene attualmente per la lavorazione del formaggio, dividendoli per i quintali di latte, si otterrà il costo, il tasso di lavorazione giornaliero per quintale di latte. Ogni anno infatti la latteria potrà aggiornare il suo tasso di lavorazione in base agli aumenti o alle diminuzioni dei costi. Quindi se siamo bravi a gestire la latteria, il tasso di lavorazione calerà e invece se abbiamo dei problemi o se purtroppo i costi aumentano come in questo periodo, sarà costretta ad aumentare il tasso di lavorazione. Questo sistema è un sistema molto semplice perché la latteria ogni anno chiude in pareggio il bilancio, se c'è l'utile viene diviso fra i soci, se c'è una perdita viene diviso in base ai quintali sempre ai soci e quindi ogni anno il bilancio sarà in pareggio ed è evitato il fallimento. Questo è un sistema semplicissimo che ha permesso a tutte le latterie turnarie di sopravvivere. Le latterie turnarie si sono ridotte perché ovviamente non c'era più un animale o due per azienda. Ma l'azienda ha iniziato ad aumentare le proprie produzioni e si è trovata ad affrontare il problema di commercializzare il latte. Questo ha portato ovviamente alla crisi degli anni '80 dove le piccole turnarie sono scomparse a favore ovviamente dei grossi caseifici che quelli acquistavano il formaggio. La latteria di Campolessi è riuscita a sopravvivere durante questi anni proprio perché ha intrapreso la sua strada che era quella di produrre qualità.
Ovviamente non potendo andare a competere sull'abbattimento dei costi, ha deciso di scegliere l'unica strada percorribile, che era quella di un prodotto di nicchia e di qualità. Si è concluso il progetto Ritorno al futuro che vorrei, realizzato dalla cooperativa sociale TIEL in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile territoriale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. È stato un progetto che ci ha permesso di entrare e di dare una risposta ai bisogni di ragazze e ragazzi e a quelli delle loro famiglie attraverso la realizzazione di laboratori artistici creativi. Dice Luca Fontana, presidente della TIEL. Ultimo a essere realizzato in ordine di tempo è stato il laboratorio di fotografia organizzato a Fiumicello grazie alla collaborazione con il fotografo Francesco Cecconi. Vi hanno partecipato 7 fra ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni. Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Friuli, prevedeva altresì un laboratorio sperimentale per bambini con disturbi del neurosviluppo attraverso l'uso di tecnologie quali la realtà virtuale, la realtà aumentata e la stimolazione multimodale. Questa attività è stata realizzata in collaborazione con la professoressa Teresa Farroni, esperta nel campo delle neuroscienze cognitive e dello sviluppo, e si è svolto presso una sala messa a disposizione dal comune di Ruda, con il coinvolgimento di una decina di ragazzi con le relative famiglie. La latteria di Campolessi conta ben 17 soci, tutte aziende medio-piccole, agricole, a conduzione familiare. Diciamo che nel raggio di circa 11 km troviamo tutte le nostre aziende, andiamo dalla piccola azienda con un animale solo all'azienda professionale che ha fino a 40 animali in mungitura. La latteria ha un suo disciplinare di produzione, ovvero gli animali sono alimentati solamente a fieno, erba e farine, sia di mais sia di soia, per completare l'alimentazione, e questo è previsto nel suo disciplinare, quindi sono vietati tutti gli insilati, sia di mais sia di erba eccetera, è un'alimentazione molto semplice. I soci conferiscono giornalmente, una volta che il latte poi arriva in caseificio viene lavorato dai casari, che sono gli artigiani del nostro caseificio, e tramandano una tradizione veramente secolare, perché ormai le scuole non ci sono più. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un casaro che è stato con noi ben 30 anni e che ha insegnato all'altro casaro l'antico lavoro con le tattiche, con i segreti, insomma, dell'arte di lavorare il latte. Adesso abbiamo 2 casari e continuiamo a lavorare sempre a latte crudo. Cosa vuol dire? Che il latte non subisce alcuna pastorizzazione e termizzazione, viene lavorato a una temperatura all'incirca fra i 40 e i 43 gradi, e per attivare la fermentazione usiamo il latte innesto autoprodotto, ovvero facciamo fermentare il latte dei soci migliori per poter produrre il formaggio. Questo implica sia la produzione di un formaggio tipico, unico, perché va a esaltare le qualità del nostro latte, che però ovviamente, come tutte le cose naturali, varia durante l'anno in base a quello che mangiano gli animali, per cui durante l'estate avrà un sapore e durante l'inverno avrà un altro sapore, insomma, perché gli animali mangiano fieno, mentre d'estate mangiano erbe, quindi subisce queste variazioni naturali. La latteria di Campolessi ha subito un forte ammodernamento nel 2012. Grazie a un aiuto regionale è stato ristrutturato completamente il caseificio e abbiamo utilizzato questa opportunità per poter costruire il nostro spazio interno. Questo è stato il nostro punto di svolta, perché ci ha permesso di arrivare direttamente al consumatore e quindi ottimizzare quelli che sono i costi della commercializzazione, aiutare i piccoli che purtroppo non possono costruirsi ognuno uno spazio, e questo ci ha dato il punto di svolta e ci ha permesso di andare direttamente al produttore. Un'altra cosa importante, abbiamo ricevuto il riconoscimento Slow Food nel 2013. Il presidio Slow Food è stato fatto ad hoc sul nostro modello, in quanto è stato preso a campione proprio il nostro disciplinare di produzione e il nostro metodo di lavorazione, e questo ci ha dato visibilità in un mondo diverso, che è quello sia della ristorazione sia
della commercializzazione, perché comunque è stato riconosciuto, diciamo, ufficialmente quello che noi abbiamo da sempre fatto. Inoltre, grazie allo spaccio abbiamo potuto anche andare ad ampliare la nostra offerta producendo dei formaggi molli, producendo la ricotta, il burro, eccetera, che sono dei prodotti che vanno venduti direttamente perché sono freschi e quindi hanno un tempo di stagionatura veramente limitato. Salve a tutti, sono parecchie migliaia naturalmente le persone, gli utenti, i consumatori coinvolti nelle imprese cooperative, proprio per usufruire dei servizi che le stesse offrono in modo capillare sul territorio, ma i tempi cambiano e anche i temi in discussione sono cambiati. Perciò oggi ne parliamo direttamente con Ennio Pittino e Gianni Saccavini, che ci raccontano dalla loro esperienza quello che sta succedendo. Presidente Saccavini, le cooperative di paese offrono, sappiamo tutti quanti, servizi importanti riconosciuti anche purtroppo durante questi tempi di pandemia, ma nella situazione attuale riescono ancora a produrre bilanci positivi? Questa è la grande scommessa, perché abbiamo tutti visto l'effettivo bisogno di realtà come le cooperative di consumo di paese, però giornalmente si trovano a scontrarsi con realtà molto grosse, organizzate dalla grossa distribuzione, che le mettono chiaramente in difficoltà. Un messaggio che vorrei dare anche a tutti i cittadini è quello che sempre più dovrebbero essere coinvolti e capire che andando a fare la spesa nelle realtà piccole di paese, queste cooperative, si crea un'energia circolare, quindi i soldi vengono reimpiegati sul territorio, servono per pagare i dipendenti che sono sul posto, che lavorano. Queste cooperative danno supporto tante volte anche alle realtà locali, alle varie associazioni, alle scuole, quindi è importante che continuino a esistere queste cooperative per un supporto a 360 gradi. E poi chiaramente bisogna anche capire che queste cooperative devono capire cosa fare, perché quando sono nate 100 anni fa, per il più delle volte, era un bisogno di sfamare la gente che non aveva altre possibilità. Adesso bisogna porsi una domanda: cosa possono fare? Perché sicuramente devono trovare anche realtà diverse. Il mondo è cambiato e anche le cooperative devono sapersi adattare a questo. Ecco, la domanda è proprio questa, su cui voi sicuramente state già riflettendo, perché la cooperazione, appunto anche la vostra, che sono cooperative storiche che hanno superato le guerre e molte difficoltà, sicuramente si interrogano anche perché la vocazione è il servizio al territorio. Dunque, dove potrebbe esserci ancora il futuro di una cooperazione di prossimità? Anche questo è un grande dibattito, perché la nostra è riuscita ad andare avanti, a crescere, a mantenersi, sicuramente a continuare a crescere, perché ha saputo cambiare quello che era proprio la sua origine, anche trasformandosi in una società cooperativa che vende mezzi tecnici per l'agricoltura, quindi si è specializzato in questo settore che penso che lo stia facendo in maniera egregia in tutto il territorio regionale e anche oltre. Bisogna porsi però anche la domanda, anche questo potrebbe essere un mercato che più in breve tempo potrebbe anche andare a saturarsi, quindi bisogna porsi degli obiettivi di trasformazione anche in questo senso. Oggi abbiamo parlato, visto, discusso di comunità energetiche. Le cooperative potrebbero essere appunto un traino anche in questo, visto che coinvolgono, nel nostro caso nella mia cooperativa, insomma, sono 1500 soci che potrebbero essere coinvolti creando delle comunità energetiche, oppure creare delle cooperative che si occupano di acquisto, di consumo collettivo, cioè trovare delle soluzioni che le permettano di superare anche questi momenti difficili. Presidente Pittino, l'esperienza delle cooperative energetiche ha precorso i tempi delle problematiche attuali.
Queste imprese dunque hanno ancora un loro significato forte per le comunità? Direi proprio di sì. Per le comunità sono delle realtà fondamentali. Io presiedo la SECAB e quindi anche la SECAB, dopo ben 111 anni di storia, grazie ai suoi fondatori, già avevano intuito, sotto forma di cooperativa, che la condivisione in modo appunto cooperativistico dava benefici a tutto il territorio. Queste nuove comunità energetiche che si stanno così attuando e che oggi abbiamo avuto anche l'opportunità di capire qualcosa di in più riguardo a questo tema, sono sicuramente fondamentali per lo sviluppo del territorio, per la gestione anche del territorio, perché si tratta di comunità energetiche che produrranno poi energie rinnovabili e quindi a beneficio del territorio, del clima e di tutto quel che è annesso. Quindi sono di fondamentale importanza, però c'è da ricordare che in tutto questo progetto di comunità energetiche sono sicuramente coinvolte in prima persona anche le amministrazioni pubbliche, quindi amministrazioni comunali, per poter attuare queste progettualità, che sono in linea con quella che è un po' la fondazione dei padri della cooperazione e rappresentano, mi pare di capire, un'evoluzione della cooperativa di comunità. Diciamo che su questo tema sicuramente i tempi sono diversi da quelli cui abbiamo assistito in passato, e anche per essere allineati con quelle che sono le direttive e le politiche europee e comunitarie, sicuramente saranno una scelta strategica per il futuro. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra nasce nel 1925, anche se ci sono dei documenti di archivio che fanno iniziare l'attività nell'anno 1910, quando cercano di costruire una centrale idroelettrica per dare servizi alle aziende che in quel momento stanno nascendo in paese. La Società Cooperativa Idroelettrica è una società molto piccola, ha 3 dipendenti impiegati e 3 operai. Abbiamo più o meno un 500 soci, che sono praticamente tutti capifamiglia di Forni di Sopra. La centrale idroelettrica nasce nel 1948, comincia a produrre energia per tutto Forni di Sopra, però nel 1966, causa l'alluvione, viene distrutta. Il paese si mette tutto assieme, cerca di dare una mano sia all'amministrazione ma anche a tutti i privati, e nel 1968 viene completamente ricostruita. Diciamo che noi 50 anni dopo, nel 2018, abbiamo acquistato la nuova sede e abbiamo fatto l'inaugurazione proprio lo stesso giorno. Negli anni 2018, con l'arrivo della tempesta Vaia, abbiamo avuto grosse difficoltà, infatti molte linee sono state buttate a terra completamente. Questo però da una parte ci ha anche aiutato nel pensare che bisognava cominciare ad interrare queste linee, per cui abbiamo fatto degli interramenti anche con grosso impegno da parte della società, però siamo riusciti a fare queste operazioni qui.
a seguito di quello che ci produceva la centrale, volevamo comunque o dovevamo comunque ampliare la nostra produzione di energia e non avendo molte acque a disposizione si è pensato di costruire degli impianti fotovoltaici. Infatti abbiamo 2 lotti di fotovoltaico da 200 kW l'uno e diciamo che la produzione annuale della idroelettrica è, mediante questa centrale, di 1,5 milioni medio di kilowatt all'anno e altri 500.000 kW prodotti dall'impianto fotovoltaico. Crea la tua cooperativa in collaborazione con Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Quando si parla di cooperative si usa il termine mutualità. Cosa vuol dire? La mutualità è l'essenza della cooperativa, la mutualità è il rapporto tra la cooperativa e il socio. Si estrinseca attraverso uno scambio mutualistico, quindi un passaggio di beni e servizi dal socio alla cooperativa o dalla cooperativa al socio con la finalità di massimizzare la soddisfazione economica dei soci attraverso o il contenimento dei costi che il socio sostiene per accedere a questi beni e servizi o la massimizzazione dei ricavi che il socio ritrae da questi beni e servizi. Vi è anche una mutualità formale che si sostanzia nella limitazione della distribuzione di dividendi tra i soci, nel divieto di distribuzione delle riserve durante la vita della cooperativa e nella destinazione del patrimonio finale della cooperativa che si chiude a un fondo di solidarietà tra tutte le cooperative che vi appartengono. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it. Abbiamo avuto dei danni anche con le abbondanti nevicate di dicembre 2020 perché diciamo che la società ha circa 80 km di linea da gestire e viene gestita da un'altitudine di 900 metri dove c'è il paese fino a 2000 metri dove ci sono gli impianti di risalita del Varmost. E in effetti con la nevicata di dicembre abbiamo avuto 3 tralicci che si sono piegati con un grosso danno e adesso per il momento abbiamo fatto dei bypass e adesso appena andrà via la neve vedremo come dovremo operare anche in quel caso lì. Però diciamo che l'interramento delle linee è una delle nostre idee perché più riusciamo ad interrare e meno problemi avremo nel futuro. Per quanto riguarda le tariffe, la cooperativa fa delle tariffe che sono veramente allettanti, avendo quasi tutti i capifamiglia di Forni di Sopra soci della nostra società cooperativa idroelettrica hanno delle bollette che sono un attimino inferiori a quello che è la normalità. Inoltre, ad ogni bilancio, ad ogni fine anno, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea i ristorni. Quindi sui nostri utili, una parte degli utili vengono restituiti ai soci, diciamo, andando a diminuire quelle che sono le bollette successive. La società cooperativa idroelettrica ha dei buonissimi rapporti con le amministrazioni comunali, sia di Forni di Sopra che di Forni di Sotto. Noi in questo momento stiamo gestendo per entrambi i comuni sia l'illuminazione pubblica, sia gli impianti a biomassa, sia i fotovoltaici che anche nel comune limitrofo sono abbastanza importanti.